Proteggiamoci è il titolo della campagna vaccinale 2024-2025 promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e volta alla maggior copertura possibile nella cittadinanza, in particolare verso le persone considerate più vulnerabili, per limitare le complicazioni che possono svilupparsi a seguito dell'infezione tanto dall'influenza stagionale quanto quella da Covid-19. Per questa stagione influenzale sono in arrivo 248.000 dosi di vaccino in Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo della campagna è raggiungere una copertura vaccinale tra il 75 e il 95% delle categorie a rischio, come indicato dalle linee guida nazionali. La combinazione dei vaccini anti-influenzale e anti-Covid viene fortemente raccomandata per garantire una protezione ottimale durante l'inverno in cui il rischio di infezione aumenta. Noi stiamo cercando di far percepire l'importanza del vaccino, soprattutto ovviamente per le fasce di popolazione indicate dal Ministero stesso. Proteggersi dal Covid e dall'influenza vuol dire ridurre le ospedalizzazioni, tutelare la salute del cittadino. Sono vaccini sicuri, questo tengo a sottolineare, ormai abbiamo ovviamente milioni di casi a livello globale. Non bisogna credere a degenerazioni dell'informazione, ma credere ovviamente agli studi ufficiali che certificano la sicurezza del vaccino. Per ricevere il vaccino ci sono diverse opzioni disponibili. I cittadini possono rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Un'altra possibilità è contattare i servizi vaccinali delle aziende sanitarie locali oppure le farmacie aderenti alla campagna. Nel momento in cui finisce la nostra responsabilità comincia quella degli altri, cioè noi che abbiamo la libertà nostra poi ha a che fare anche con la libertà degli altri e il vaccino su questo ci aiuta molto e quindi è un comportamento responsabile attorno al quale tutti quanti dobbiamo fare una scelta, che è la scelta che, come noi abbiamo intitolato con la nostra campagna, la proteggiamoci, diventa importante.